un'unione che fa la forza e in un momento di grande crisi energetica può riuscire a essere di grande aiuto. Stiamo parlando delle comunità energetiche, sono pronte a partire anche in Veneto, a Treviso, un'occasione di confronto. Lucia Zolfi. Il Comune come principale attore nella costituzione delle comunità energetiche rinnovabili, 16 le realtà in Italia, in Veneto si sperimenta a Rovigo e a Verona. Ognuno mantiene il proprio fornitore. Alla fine dell'anno i soggetti che faranno parte di questa associazione riceveranno un bonifico sul loro punto. Istituzioni, privati e imprenditori insieme per impiegare in modo sostenibile e con minor spesa l'energia, con un risparmio possibile annuo fino a 400 euro. Si conta anche sui fondi del PNRR dedicati a chi costituisce queste comunità energetiche rinnovabili. Con gli strumenti che verranno messi a disposizione adesso dagli attori di questo processo e poi con i fondi che verranno messi a disposizione speriamo che ci siano tutti gli ingredienti per far funzionare questo strumento davvero innovativo nel quale tutti crediamo, quel privato cittadino, come arriva a farci parte. Chi vorrà partecipare come cittadino e avere il vantaggio di spesa di mano in meno sulla sua bolletta, ci sarà un bando comunale che magari identificherà le fasce che sono quelle che meritano di essere aiutate di più. E avremo poi un bando per introitare l'energia, quindi andremo magari dalla fabbrica o dall'industria che durante l'estate non consuma questa energia e la faremo veicolare nelle nostre comunità energetiche. Una sfida su molteplici livelli, industriale, sociale e ambientale.